Bentornati a Buongiorno Verona Live, siamo di nuovo in diretta, sono le 13:16 e siamo in compagnia del nostro terzo ospite, Marco Girardini, responsabile del Centro Sportivo La Pineta. Benvenuto. Benvenuto, grazie. Bene, allora siamo qua perché oggi parliamo di sport, in particolare tennis e padel, perché poi padel è esploso, ce n'è da parlare, ci sarebbe da parlare per ore probabilmente, però partiamo dal tennis, perché il Club La Pineta ha ospitato i campionati nazionali femminili Under 14, giusto? Sì, abbiamo terminato domenica scorsa, abbiamo avuto appunto i campionati italiani e Under 14 che è stato un bel successo perché ci sono tutte le più forti d'Italia e diciamo è un evento importante, una categoria importante perché l'Under 14 femminile è una categoria nel quale cominciamo a vedere i migliori prospetti per il futuro, quindi insomma un bel evento per Verona. Tra l'altro appunto quest'anno Verona al centro del mondo tennistico perché insomma ci sono stati veramente tanti eventi. Quest'anno Verona veramente ha sfondato col tennis Sì. Perché noi come Tennis Pineta abbiamo avuto a primavera un torneo come giovanile con 700 passi iscritti, poi c'è stato l'evento più importante che è sicuramente il torneo Lati Verona che è un challenger che fortunatamente ha vinto un giocatore di cui sentiremo parlare, quindi vi posso già dire che è un giocatore sul quale si può puntare e avremo avuto la fortuna di vederlo qua, e finisce appunto con i campionati italiani da noi fatti settimana scorsa. Ecco, insomma, tu che sei dentro questo mondo, insomma, hai visto qualche promessa, qualche giovane promessa che secondo te di cui potremo sentire parlare al di là poi del vincitore dei Challenger? Ma sì, allora diciamo che la Verona ci sono stati giocatori importanti tipo Cobolli che è un altro giovane. Allora, da un punto di vista maschile penso che non ci sia nessuna nazione al mondo che in questo momento ha dei giovani come i nostri, a parte i più forti, Sinner, Musetti, certo. Abbiamo dietro altri prospetti interessanti, Zeppieri, Cobolli, Nardi, ne abbiamo tanti ragazzi che giocano veramente bene e stanno sfondando. A livello femminile invece paghiamo un po' lo scotto di quanto eravamo abituati prima, nel senso che abbiamo avuto 4 giocatrici formidabili e adesso insomma stiamo cercando le loro eredi, diciamo così. Ecco, insomma si continua a cercare. E passando al padel, allora il padel tra l'altro ti ho già avuto ospite in streaming ancora qualche mese fa per parlare proprio di questo sport, perché è uno sport che è esploso letteralmente negli ultimi anni e insomma come mi dicevi anche fuori dalle telecamere voi ricevete tantissime telefonate, tantissime richieste. Quindi confermi che è diventato lo sport dell'anno se non altro. Sì, io penso, non ho dati alla mano, però da quello che sento, io sono tanto nel mondo dello sport, penso che sia lo sport nel mondo in questo momento che ha il maggior tasso di crescita. Ecco. Questo sicuramente, perché in Europa è partito piano ma adesso ha avuto una crescita incredibile, ereditata dai paesi latini, Spagna e Argentina certo. Prima. Però si sta diffondendo. Io ho amici in Norvegia che mi postano che giocano a padel, in Olanda, è una cosa incredibile, tutti ovunque giocano a padel. E sicuramente è uno sport divertente e ha il grande pregio che, a differenza per esempio del tennis, che vai in campo e giochi subito, ti diverti subito, possono giocare insieme giocatori che hanno anche un livello diverso. Fa molto aggregazione perché si gioca in 4. Certo. Si sta parlando di fare il padel di singolo in un futuro, però sicuramente in questo momento è uno sport, ti devo essere sincero, ancora non è visto tanto come sport, è visto più come gioco, però con la nascita poi di quelle che saranno le scuole padel eccetera eccetera, certo. Si svilupperà più come sport. Quindi diciamo è uno sport che è un po' aperto a tutti, indipendentemente dal livello, insomma, di abilità o magari anche il livello di prestanza fisica, ecco, mettiamola così. Sì, è veramente uno sport. Allora è bello perché tanto si gioca in pochi metri quadri. Sì. Si presta a essere interpretato in vari modi, nel senso che puoi giocare quello che si muove poco come dell'atleta evoluto, certo. È uno sport che ha tante componenti tattiche, tecniche, di anticipazione, perché devi capire dove vai a colpire la palla, capirlo prima, però all'interno di queste variabilità ha il grande pregio che è facile, giochi subito. Sì, e tra l'altro appunto proprio in merito al padel ci sarà il Cupra Padel Tour che arriverà qui a Verona da voi,
e sarà il 18-19 settembre, giusto? Esatto, sì, dovevamo averlo questo weekend, poi l'abbiamo spostato. Perché l'abbiamo spostato? Per spiegare un po' anche l'abbiamo spostato perché proprio in questi giorni a Cagliari ospita una tappa mondiale del Cupra Padel Tour, e noi abbiamo una trentina di nostri giocatori che hanno colto l'occasione per andare a Cagliari, fare il bagno e vedere il Cupra Padel Tour da vicino. Mi sembra giusto. Sì, è uno sport in evoluzione, quindi Cupra, con Seat, dietro Cupra c'è Seat, ha pensato bene di investire nell'immagine di uno sport giovane per una marca giovane. Ecco, e tra l'altro le iscrizioni sono ancora aperte, quando è che chiuderanno? E guarda, io penso che chiuderanno non prima di mercoledì, giovedì, settimana prossima. Perfetto. Sì. Quindi c'è ancora posto eventualmente per chi volesse iscriversi? Assolutamente sì. Io non gestisco direttamente il padel perché sono però sì, anzi, più gente si iscrive meglio, siamo molto contenti. E allora invitiamo insomma tutti i telespettatori, chi fosse interessato magari a fare un colpo di telefono e insomma informarsi, perché veramente se ne sta parlando tanto e penso se ne continuerà a parlare anche nei prossimi anni, perché appunto è veramente in evoluzione, in piena evoluzione questo sport. Assolutamente sì, è uno sport che sarà in continua crescita e c'è tutto un mondo adesso che si sta muovendo dietro. Sì. Assolutamente. E allora ringraziamo Marco Girardini del Tennis Club La Pineta, grazie mille per essere stato con noi. Sì, Tennis Club La Pineta e Verona Padel Pineta. E Verona Padel Pineta, giustamente, giustamente. E quindi grazie a voi di averci ospitato. Bene, allora anche noi vi ringraziamo di averci seguito e diamo spazio ancora alla musica e poi l'ultima intervista alle 13:45. A tra poco.